Nella seconda giornata dedicata al Sardinia Job Day, svoltasi a Cagliari, l'Agenzia regionale per il lavoro ha realizzato ulteriori eventi dedicati ai non selezionati per i colloqui con le aziende. Il Pre-Career Lab, costituito da seminari tematici su settori economici specifici inseriti nelle linee strategiche regionali, ICT, agroindustria, green economy e turismo sostenibile. Nell'ambito di tale programma è stato dedicato uno spazio specifico denominato Parco della Conoscenza per favorire l'incontro tra i giovani, potenziali beneficiari del programma Master and Back, con le imprese dei settori individuati. Il fine è di dare la possibilità ai neolaureati o ai laureandi di scegliere l'eventuale percorso post laurea. Il Job Day è l'inizio di un cammino in una chiave comunitaria dei servizi del lavoro, è una giornata complessa, è fatta di diversi eventi in uno, parte da un convegno sulle politiche del lavoro col Ministro, col Presidente della Regione, tutti i vari stakeholder dei servizi del lavoro, ci sono dei laboratori ricercativi al lavoro che sono una necessità, i ragazzi ci chiedono di professionalizzarci perché purtroppo 2 colloqui su 3 vanno male, 2 curriculum su 3 verranno cestinati perché non siamo in grado con professionalità di affrontare un colloquio di lavoro, di mandare un curriculum con tutte quelle informazioni utili a un recruiter professionale che fa selezioni. Nei laboratori abbiamo circa 500 ragazzi che chiedono cos'è la web reputation, il personal branding, come fare un video colloquio, un video curriculum, quindi grande richiesta anche da questa parte. Culminiamo l'evento invece con dei laboratori tematici su 4 aree che sono gli indirizzi del programma regionale di sviluppo per costruire percorsi di alta formazione. Noi abbiamo un'eredità importante in Sardegna, il Master and Back, 196 milioni di euro spesi nella scorsa programmazione, lo stiamo ridisegnando in una chiave logica partendo dal basso, chiedendo a imprese, neolaureati e laureati qual è il master professionalizzante del futuro su cui vorrebbero investire e su cui la Regione investirà. I laboratori, infatti, sono utilissimi per la ricerca attiva del lavoro, come scrivere un curriculum o affrontare un colloquio, ma anche per il self-coaching, che consiste nel definire gli obiettivi personali e mantenere la motivazione. Novità importante che i candidati devono tener presente è la web reputation, non solo saper utilizzare il web per trovare lavoro, ma anche per presentare al meglio il proprio profilo sui social network.